Mondo trainante questo del turismo, dei servizi per il nostro territorio. Quanto pesa questo mondo? Beh, pesa tantissimo perché abbiamo visto specialmente la nostra regione, ma tutto il paese Italia, il turismo è qualcosa che ha trainato anche quest'estate, ha trainato moltissimo. Chiaramente tutto questo viene vanificato poi dal caro bollette, quindi è un cane che si morsica la coda. Dobbiamo assolutamente preservare il nostro know-how del turismo perché è un grande valore, è un grande anche diciamo, flusso di moneta. Però siamo altrettanto spaventati perché questo non serve in questa maniera a salvare il Paese. Quindi competenze che già se ne sono andate un po' con il Covid e che adesso rischiano un po' il tracollo. Esatto, quindi rischiano il tracollo. Noi abbiamo dei sensori in tutto il territorio regionale e la preoccupazione è altissima. È questo che adesso mi aspetto dalla politica veramente una risposta immediata. Non possiamo rimanere nell'incertezza totale. Noi siamo su questa tempesta perfetta, siamo nell'occhio del ciclone e sembra che questo non sia un problema che riguarda oggi. Invece doveva essere ancora retroattivo, è da luglio, ma anche da prima che abbiamo messo in allarme tutta la politica per dire guardate signori che in questa maniera non si va avanti, però risposte non ne abbiamo ricevute. Adesso è il momento veramente o la politica dà delle risposte o rassegneremo le nostre attività consegnando i libri in tribunale seriamente. Seriamente ci sono già delle previsioni? Le previsioni ci sono e sono altamente rischiose, pericolose e drammatiche. Io spero sempre, perché un imprenditore deve avere questa caratteristica, che succeda qualcosa di immediato. Spero che il governo agisca in maniera forte e presente subito. Chi sta soffrendo di più? Ma stanno soffrendo quelli che sono più energivori, ma non è in quanto a questo, è in quanto che manca proprio il potere di acquisto delle famiglie, perché anche le famiglie, non dimentichiamoci che anche le famiglie sono messe a dura prova dal costo dell'energia e quindi se uno non ha potere di acquisto chiaramente non consuma, non spende e qui il paese implode, si blocca, si ferma.